Da gennaio a metà luglio sono 21 le vittime di incidente stradale nella Marca trevigiana, di cui 9 sono giovani sotto i 30 anni e 4 i cittadini over 80 che hanno perso la vita a causa di un investimento. Per la prima volta nessun ciclista. Sono i dati provvisori elaborati dall'Ufficio Statistica della provincia di Treviso tramite il centro di monitoraggio incidenti provinciale in sinergia con la prefettura e alle forze dell'ordine. Lo scorso anno, nello stesso periodo, le vittime erano state 32. Non si canta vittoria certamente, ma è un sensibile miglioramento. È un dato, ribadisco, sul quale non bisogna adagiarsi, ma in miglioramento rispetto al pari periodo dell'anno scorso. Complice probabilmente, oppure frutto di un lavoro che deriva dal nuovo codice della strada, frutto del lavoro che sta facendo la provincia in termini di formazione e informazione, e a tal proposito ricordo il progetto che abbiamo vinto come UPI Veneto, un progetto finanziato per 100.000 euro che vedrà nel corso del prossimo anno 40 lezioni strategiche, organizzazione di drive camp, così come abbiamo già fatto in provincia di Treviso, il potenziamento del portale di monitoraggio provinciale, una campagna di comunicazione a fumetti sui rischi alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti piuttosto che alcol. Gennaio, aprile e luglio i mesi più critici, con 4 vittime registrate in ciascun mese. La fascia d'età più coinvolta, quella dei giovani under 30, 9 le vittime ad oggi, ovvero il 43% del totale, e si conferma il maggior coinvolgimento anche degli over 80, 5 vittime, di cui 4 decedute per investimento stradale, una dinamica che risulta in lieve aumento. La fuoriuscita, causata da distrazione e spesso dall'alta velocità, resta comunque la prima causa mortale, soprattutto tra i più giovani e soprattutto sulle due ruote. La moto è un mezzo per circolare in strada che fa bisogno di un'attenzione più alta rispetto ai veicoli a quattro ruote, appunto perché i tempi di reazione magari possono essere diversi e anche i sistemi di protezione sono meno efficaci rispetto ad un'automobile. E quindi l'invito è sempre quello di avere attenzione, di usare prudenza per chi guida la moto e cercare di essere proattivi nell'intercettare potenziali pericoli di terzi. Il consiglio è sempre lo stesso: attenzione alta, distrazione zero e condizioni psicofisiche ottimali quando si guida.